Autostart che si muove per la quarta corsa dall'Arcoveggio, una prova per 4 anni. Sono in 9 dietro le ali dell'Autostart. Favorito nettissimo Cruciale Min con il numero 4. 1 Cowgirl Digil Sets, 2 Clarabella Pell, 3 Country Matley, 4 Cruciale Min, 5 Ciao Mamma, 6 Cubana Cub, 7 Canto di Poggio, 8 Creed Matley, 9 Carson di Roberto. Autostart che inizia a raccogliere i concorrenti dietro le ali della macchina. Ciao Mamma è molto discosta dall'ala. Autostart prende velocità e si parte con Cubana Cub che dal 6 cerca di prendere la testa, scavalcando Clarabella Pell, la quale prova a mantenere la figura di dentro. Numero Partito 3, con cautela qualificato. invece Cruciale Min, che è in quarta posizione. Clarabella Pell alla fine riesce a rientrare a Cubana Cub, con invece Creed Matley che serra sotto in seconda posizione e si trova in ottima posizione alla seconda fila, mentre c'è l'errore da parte di Cubana Cub girata 6, da Cruciale Min, che rimane in terza posizione. Poi a grande intervallo Cowgirl Digil Sets precede Carson di Roberto e ancora Canto di Poggio. 30 per i primi 400 metri di corsa, con Clarabella Pell che è in vantaggio, rallenta ora il ritmo. Sempre Creed Matley in seconda posizione a precedere Cruciale Min, poi Cowgirl Digil Sets che precede Carson di Roberto. 45,2 per i primi 600 metri di corsa, il giro che se ne va in 1 minuto e 3 decimi. Clarabella continua all'avanguardia nei confronti di Creed Matley, che si muove in anticipo sul favorito Cruciale Min. Quando siamo al completamento del primo chilometro, che viene passato in 1:16,2 con una frazione in 15,9, Clarabella Pell in vantaggio, sembra però fermarsi di schianto, sposta Creed Matley che la gira facilmente. In mezzo alla pista Cruciale Min che va all'attacco di Creed Matley, la dritta di là passata in 15,5, Creed Matley e Cruciale Min a lottare la corsa, i due perfettamente apparegliati a metà della piegata conclusiva. Poi Clarabella Pell riavvicinata da Carson di Roberto, la curva passata in 14,9 in accelerazione, Cruciale Min che attacca e Creed Matley che si difende, i due testa a testa a metà della dirittura d'arrivo. Insiste Cruciale all'attacco di Creed, Cruciale Min che passa e vince nei confronti di Creed Matley, mentre per il terzo posto Carson di Roberto tiene a bada Canto di Poggio. 2:1,2 il totale per un ragguaglio cronometrico che sarà di poco superiore all'1:15 per il successo di Cruciale Min. VP dell'Annunziata per Andrea Bigliardi e la scuderia Vincenzius, il secondo successo consecutivo per il figlio di Varenne e Gibilterra, che sul palo ha una lunghezza e mezza chiara nei confronti di Creed Matley. Al terzo è Carson di Roberto.